In 3 minuti, la nazione siciliana, notiziario del 3 settembre 2025. Il centro-sinistra si prepara nuovamente a dividersi. Le divisioni interne del PD siciliano stanno per investire di nuovo l'intera coalizione di centro-sinistra. L'opposizione interna inizia a lanciare la proposta di primarie per individuare il candidato presidente della regione nel 2027. Proposta di fatto respinta dal segretario regionale Barbagallo e anche dai 5 Stelle di Nuccio Di Paola, entrambi probabilmente speranzosi di essere loro i candidati espressi da una trattativa nazionale tra i due partiti. Schifani e Dagnino incontrano Giorgetti su riforma IRPEF. La riforma dell'IRPEF ha provocato nel 2025 una perdita ingente alle casse della regione siciliana, perdita stimata intorno ai 500 milioni, rispetto ai quali occorre prevedere un ristoro nazionale. Per questa ragione Schifani e l'assessore Dagnino hanno incontrato ieri il ministro Giorgetti. Sembra che Giorgetti abbia dato ampia disponibilità anche all'ipotesi di riattivazione del tavolo bilaterale sull'autonomia finanziaria e sull'articolo 37. La scomparsa del giornalista siciliano Emilio Fede, discusso e divisivo ma un grande giornalista siciliano, è morto ieri a 94 anni in una casa di riposo di Segrate. Emilio Fede, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, è volto storico della televisione pubblica e privata italiana. È rimasto sempre legato alla sua terra pur vivendo altrove da decenni. Ha lavorato alla Sicilia, al Messaggero, alla RAI e a Mediaset. Fedelissimo di Silvio Berlusconi, è stato coinvolto negli ultimi anni in alcuni problemi di natura giudiziaria. Incidenti stradali, 5 morti in 2 giorni, scia di sangue sulle strade siciliane, un numero enorme di incidenti stradali con un numero di morti impressionante, oltre 50 da giugno a oggi. Solo nei primi 2 giorni di settembre si sono già verificati 5 morti, 2 giovani in moto a Palermo in viale Regione Siciliana, un padre e un figlio sulla strada 189 Palermo-Agrigento vicino Lercara Friddi e un 72enne uscito fuori strada con lo scooter vicino Letojanni nel Messinese. Bisognerà affrontare il problema. Forte aumento dei traffici nei porti della Sicilia orientale. L'autorità portuale della Sicilia orientale, con i suoi 4 porti, Augusta, Catania, Siracusa e Pozzallo, si prepara alle grandi sfide dei prossimi anni. Con il raddoppio del canale di Suez, il Mediterraneo si appresta ad assumere centralità negli scambi europei. Nell'ultimo semestre l'autorità ha registrato un aumento del 50% delle merci, con forti aumenti nelle rinfuse liquide e solide, nei terminal contenitori e nel numero dei crocieristi. Rostagno, cittadino onorario di Trapani, con 37 anni di ritardo. A poche settimane dal 37° anniversario dell'assassino a Trapani del giornalista e sociologo Mauro Rostagno, arriva la cittadinanza onoraria all'unanimità. Trapani fa un po' pace con la sua storia e con l'enorme debito verso Rostagno per i lunghissimi anni di silenzio. A Trapani Rostagno fondò la comunità Saman per il recupero dei tossicodipendenti e collaborò con RTC, TV locale dalla quale denunciava la mafia e le infiltrazioni nella politica. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana.